Seconda trasferta consecutiva per il Chievo Verona che dopo la sconfitta sul campo del Parma e la sosta per le partite della nazionale va ancora una volta fuori casa sul campo, questa volta della Sampdoria, dove incontra l'ex di tante belle avventure Gigi Del Neri, ma la partita comincia subito male per il Chievo perché al 18° arriva il gol della Sampdoria, c'è questo tiro da fuori di Poli, la deviazione di Rossi, non può fare assolutamente nulla Sorrentino, qui è Pazzini che dice no, non l'ho toccata io, in realtà il tiro da fuori di Poli è stato deviato proprio da Rossi, come si vede anche da questo replay, vedete il tiro e la deviazione involontaria assolutamente per il giocatore della Samp che spiazza di fatto Sorrentino per il gol dell'1-0. Il primo episodio importante, questo è il secondo episodio che di fatto cambierà definitivamente la partita, perché arriva il secondo cartellino giallo per Luciano che si fa quindi cacciare dall'arbitro e il Chievo resterà in 10 per tutto il secondo tempo. Davvero una brutta botta per i ragazzi di Di Carlo che comunque sia non mollano, e guardate cosa succede al 46esimo del primo tempo, perché viene annullato incredibilmente questo gol a Sergio Pellissier, incredibilmente, perché adesso rivedremo dal replay il gol era assolutamente regolare. Guardate Pellissier che parte addirittura un po' indietro, si ritrova solo davanti al portiere della Samp e la mette dentro per un gol annullato ingiustamente. Tutta la disperazione ovviamente per il capitano del Chievo. Allora siamo nel secondo tempo, al 7° una magia di Fantantonio Cassano che salta un difensore del Chievo e prova a mettere dentro per il 2-0, nulla di fatto, il risultato rimane sul 1-0 per la Sampdoria. Allora guardate che bella questa triangolazione, Cassano in mezzo per Pazzini, 2-0, veramente bellissima questa triangolazione tra i giocatori della Samp, Pazzano che dà a Palladino, poi Palladino che la ritorna nuovamente a Cassano e poi Pazzini che non può fare altro che mettere dentro il gol del 2-0, facile per il bomber blu cerchiato. Ancora Mannini il tiro, bellissima la parata di Sorrentino ad evitare il 3-0 che sarebbe stato probabilmente ingiusto. Ricordiamo che il Chievo ha giocato tutto il secondo tempo in 10 per l'espulsione di Luciano, ma arriva la rete di Mantovani che prova a riaprire la partita, il gol del 2-1. Tante le proteste però dei giocatori della Sampdoria che chiedono un fallo di mano del difensore. In effetti c'è un tocco probabilmente involontario, il pallone che arriva sul braccio di Andrea Mantovani che poi ha un passo proprio dalla porta, mette dentro per il gol del 2-1, quindi il Chievo spera. Ma è la Sampdoria ad andare vicinissima al gol del 3-1 con questa bella azione di Pazzini, la parata altrettanto stupenda di Sorrentino. Guardate la grinta, la rabbia di Mimmo Di Carlo che spera nella rimonta dei suoi, ma non succede più nulla. Dopo 4 minuti di recupero l'arbitro manda tutti sotto la doccia, finisce 2-1 in favore della Sampdoria.